Governatore Federica, inizia la campagna vaccinale anti-influenzale unita anche a quella Covid. Quali sono le aspettative della Regione? Mi auguro che possiamo rafforzare sempre di più la cultura della prevenzione, che è fondamentale per tutelare la salute ovviamente della comunità ma anche del singolo, perché se riusciamo ovviamente a evitare la comparsa di malattie grazie agli strumenti che oggi la scienza ci mette a disposizione, è un vantaggio collettivo ma anche un valore aggiunto per la singola persona che non sviluppa la malattia. Abbiamo questi strumenti, usiamoli. Per quel che riguarda soprattutto i sanitari, gli over 60, la sua raccomandazione è comunque quella di prevenire e quindi di rispondere all'appello, di usare anche i mezzi di comunicazione per questo. Sì, di informarsi, di parlare col proprio medico e di partecipare a questa campagna vaccinale che riesce a tutelare tutti. Oltretutto devo dire che oggi vediamo un virus Covid che fortunatamente comporta meno ospedalizzazioni e gli ospedalizzati che vediamo sono ricoverati principalmente con il Covid, non per il Covid, ma questo non vuol dire che soprattutto sulle fasce dove la raccomandazione è presente non sia necessario vaccinarsi, perché vediamo che sulle fasce più a rischio purtroppo il Covid può fare ancora danni drammatici. I contagi aumentano, cosa chiederà il prossimo governo? Allora, intanto di differenziare i ricoverati con Covid e per il Covid. Questo è fondamentale per fare un'analisi realistica della situazione, perché evidentemente con questa variante, con le coperture vaccinali importanti che abbiamo nel nostro paese e nella nostra regione, siamo riusciti a ridurre drasticamente le conseguenze gravi del Covid, soprattutto per la fascia di popolazioni meno a rischio. Per quelle più a rischio purtroppo dei casi sono ancora importanti, ma con la copertura vaccinale riusciamo a ridurre anche quelli, però cambia radicalmente la valutazione che si può fare. Oggi siamo di fronte, dico oggi perché purtroppo il Covid ci ha abituato anche a cattive sorprese, però di fronte a una situazione endemica rispetto alla situazione drammatica pandemica che abbiamo vissuto negli anni passati. Quindi dico, viviamo con ottimismo, con un cauto ottimismo, però anche con il realismo. Sono sempre stato contrario agli estremismi della pandemia, dove si è stata ideologizzata tante volte tra chi diceva che siamo ancora nella situazione drammatica, quando magari invece si poteva affrontare con più tranquillità la vita quotidiana, a chi invece diceva che la pandemia non esisteva, che i vaccini non servono, che è tutto a posto, perché ovviamente sono facce opposte che non aiutano a risolvere e affrontare la situazione.